Il vicequestore della Polizia di Stato, Roberto Cilona, lascia la DIA di Agrigento ed è stato nominato dirigente del commissariato di Lampedusa, ormai di prossima apertura. Durante la conferenza stampa per l'arresto dei 4 tunisini diventati pirati, il questore di Agrigento Emanuele Rigifari aveva spiegato che il commissariato è già costituito ed è stata individuata una dotazione che sarà di 45 uomini e che da venerdì è al lavoro il dirigente per la messa in opera degli uffici. Il commissariato di polizia di Lampedusa è stato fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal capo della polizia. A tale riguardo interviene il parlamentare di 5 Stelle Ida Carmina, che afferma come un importante segnale nel solco della legalità dal governo istituzionale del commissariato speciale a Lampedusa con l'affidamento della direzione al vicequestore dottor Roberto Cilona, già responsabile della DIA di Agrigento, che sarà un punto di riferimento di esperienza e competenza nel cuore del Mediterraneo per stabilire legalità e lotta alla criminalità nel contrasto della tratta delle persone, dei trafficanti di esseri umani, della pirateria, tragica evoluzione di quanto sta accadendo a causa della cattiva gestione del fenomeno migratorio. Certamente la presenza e la dotazione organica costituiranno un ulteriore supporto alle attività connesse al salvataggio e all'accoglienza dei migranti. Formulo i migliori auguri al dottore Cilona, conclude l'onorevole Carmina, certa del suo massimo e efficace impegno nel nuovo ruolo, e sin d'ora assicuro la mia disponibilità a un sostegno della legalità